Non si tocca! Siamo pronti alla lotta! Oggi lo stipendio, il salario di ingresso di un infermiere è di 1.700 euro lordi e quindi che cosa fa il governo? Anziché aumentare i salari parificandoli agli altri paesi europei, fa delle norme che incentiva la migrazione non solo all'estero ma verso il privato, dicendo loro apritevi partita IVA, vi diamo fino a 80 euro l'ora, pagate solo il 5% di tassazione rispetto al personale dipendente che ne paga il 25%. Siamo picchiati, sfruttati e sottopagati, dicono i sanitari ospedalieri, mentre CGIL e UIL annunciano lo sciopero generale di 8 ore previsto per il prossimo 29 novembre per cambiare, dicono, la manovra di bilancio. Faremo sciopero generale! Infermieri e operatori sanitari in presidio con la CGIL Veneto a Venezia per chiedere maggiori tutele e sicurezza sia fisiche che economiche. La protesta fuori dalla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, proprio mentre è in corso il convegno organizzato dalla Regione sulla carenza di personale e sulle conseguenti sfide da affrontare per riuscire a garantire i servizi tra difficoltà ed emergenze. I nostri contratti, miseri da fame, incapaci di attrarre giovani, lo slogan ripetuto dai manifestanti come un mantra. Contratto, contratto, contratto! Non lo diciamo noi come CGIL, ma lo dice la Regione scrivendolo nero su bianco sulla delibera. Dal 2025 per i prossimi 10 anni avremo una carenza strutturale, ad esempio di infermieri, nella stima più ottimistica di meno 3.000, nella stima pessimistica meno 10.000 per i prossimi 10 anni, il che significa chiudere dei 5-6 ospedali in questa regione.